I'm the Invisible Man. Gentile pubblico e amici di Scratch, ma soprattutto appassionati di ciclismo, benvenuti per questa puntata che è il preludio alla puntata numero 1 del trofeo Triveneto di ciclocross targato 2012-2013. Ospiti con noi, oramai sarà una consuetudine per tutta la parte invernale, Elenia Lazzaro, alla quale io tributo un ringraziamento e poi dopo spiegheremo anche come è andata la prima puntata. Grazie Elenia. Grazie a voi e buonasera a tutti. E poi abbiamo anche Federico Zurlo, che è reduce dalla gara di Marostica, che hai fatto, ti si sta in ferie tu in quella gara là, eh? No dai, tanto buonasera. No dai, è andata abbastanza bene, ho vinto la classifica, quella che mi interessava un po' più di tutte, e poi ha fatto quinto il mio compagno di squadra, Ronzani Siro, quindi era a casa e era giusto che si giocassi la sua possibilità di far bene. Bene, parleremo anche di questa gara, ma la prima gara che vi faremo vedere è quella del Memorial di Thomas Casarotto, un ragazzo che io ho conosciuto qualche anno fa, nel 2006 precisamente, quando ho partecipato al Gran Premio Comunità Montana del Brenta, perché è un po' da lì che sono partiti tutti, compreso Federico Zurlo. La cosa che mi dà molta rabbia e anche molta tristezza, Ilenia, è che nel ciclismo scompaiono tante persone, sia coloro che fanno delle gare, come in questo caso è Thomas, ma anche vittime della strada comuni, cioè nel senso, una differenza che a me fa rabbia e dolore è che se un calciatore si accascia a terra ed ha un arresto cardiaco ne parla tutto il mondo, ma si tace su 500-600 casi di incidenti stradali dove vengono coinvolti i ciclisti. Io credo che questo sia... È da pochissimo la notizia di un altro ragazzino Certo. Che ha avuto un brutto incidente, una ragazza tra l'altro che conosco molto bene, la Nicole Tobo qui vicentina, quindi è una nostra, è stata investita sabato da un autocarro mentre si stava allenando ed è grave in ospedale, quindi ne approfitto anche per fare l'in bocca al lupo di pronta guarigione. Purtroppo i ciclisti sono sempre quelli un po' più deboli, no? Io penso che i podisti e i ciclisti sono i più deboli, perché comunque le macchine sono più grosse, se la macchina ti viene addosso, la macchina non si fa niente, tu ti fai male, ci vorrebbe un po' più di attenzione proprio a livello di codice stradale, e poi anche i media, come abbiamo fatto il discorso la settimana scorsa, i media poi comunque se già seguono poco il nostro mondo e lo seguono solo quando gli va bene a loro per casi che lasciamo stare, insomma... non è una bella cosa. Io ecco. mi stringo attorno alla famiglia di questo Thomas Casarotto, ma come tante altre famiglie vittime della strada. Noi ci occupiamo mensilmente con l'associazione, con Bianconero, con l'associazione nazionale proprio delle vittime della strada. Il problema è che dobbiamo creare una community, nel senso che le notizie che fanno vendere di più sono gli scandali, i bunga bunga, tutte le cazzate che ci vediamo intorno tutto il giorno, telegiornali che sono ridondanti con delle informazioni che si ripetono e si riperpetuano, no? Bisognerebbe creare quella community, quella volontà di continuare a scrivere, perché è una guerra quella che stiamo affrontando. Anche perché è importante creare informazione, c'è ancora gente, ancora adesso, che non sa che quando c'è l'apricorsa di una gara ciclistica bisogna fermarsi, pensano di essere padroni della strada, e questo finché non c'è una adeguata comunicazione a livello mediatico che va a colpire tutti vuol dire dai bambini fino al signore che ha 80 anni, che vede magari solo Rai 1 e Canale 5, non arriveremo più da nessuna parte. E comunque io spererei sempre che ci fossero meno incidenti, però purtroppo vediamo che ogni giorno veramente è da aver paura, andare per strada. È una questione culturale di educazione. Federico, tu ti allenerai durante la strada, durante le giornate, che piaccia o no la strada è anche una palestra per i ciclisti, ma guardate che non è una sciocchezza, io sono addirittura molto più radicalista, perché dicono che i ciclisti tante volte sono maleducati, ma ci sto anche in questa formula, ma a me ne frega poco che il ciclista possa essere maleducato, ma io guardo che se uno è maleducato e va maleducatamente in bicicletta in strada, con questo non merita di essere investito, cioè vogliamo capire che questo è un aspetto che bisogna di coscienza profondo.
Quindi credo che anche tu quando vai in bicicletta rischi e hai paura e i tuoi genitori saranno in ansia. Il giorno d'oggi il traffico è sempre altissimo. Il problema secondo me è il ciclista è uno, però noi che siamo diciamo educati nella strada, che sappiamo il nostro lavoro o la nostra passione qual è, che stiamo composti e siamo ben in ordine, non succede niente, però quando che il tipo di turno che ha avuto la giornata storta, anche se sei di là della linea bianca, ti dice su perché anche, vabbè, affari suoi. È sfogo tante volte. Sì, no, assolutamente. Perché questi notato. alla fine vanno a casa, hanno le mogli che gli fanno un mazzo così, scusa, frustrati, e allora con qualcuno se la devono... Sì, però non è giusto che se la prendano col primo. Esatto, allora noi continuiamo a dirle queste cose qua, proprio perché crediamo che un memorial abbia poco senso se non ci si schiera, no? In maniera prepotente e dire noi non ci stiamo più. Allora che ci sia Renato Di Rocco, ma che ci sia anche una formazione importante a livello ministeriale, anche a livello di Parlamento, che cominciasse veramente a fare delle regole ben scritte, ben precise e che cominciassero anche dalle scuole ad arrivare a avere quell'educazione, quel diritto alla vita di tutti, quindi il diritto alla vita è allenarsi anche in bicicletta senza invadere il campo di altri e soprattutto i deficienti, perché io li chiamo deficienti, mi dispiace, e l'avvocato Bottoli ha degli aggettivi ancora molto più cruenti, di quelli che proprio non hanno neanche la bontà di aspettare 3 minuti tra inizio gara e fine gara, perché a questo punto se fosse stata quell'educazione, non vogliamo dire Thomas sarebbe qua, ma sicuramente credo che i suoi genitori oggi sarebbero dei genitori felici e quindi questo dobbiamo dirlo tremendamente, con grande sincerità, senza aver paura di nulla. No, ma hai ragione, ma sai quante volte mi capita anche a me stessa? Io sono una persona che non è che urla quando uno mi suona, mi metto magari in parte, lascio passare, però ci sono anche proprio delle persone che vogliono attaccare briga. Oppure quelle totalmente distratte, cioè molte signore che guardano in aria e una volta una allo stop mi aveva rischiato di buttarmi per terra, allo stop io mi sono fermata, gli ho bussato sul finestrino e gli ho detto signora ma lei lo sa che se lei mi tocca io cado per terra mi faccio tanto male, lei non si fa niente e non ti ho visto, a me non mi interessa che non mi hai visto, ma guarda, stai là davanti. Ilenia, è una questione che in Italia soprattutto abbiamo di questi problemi, ma c'è poi anche generalizzato nel mondo, ma in Italia è proprio la violenza sul più debole, le donne ne pagano le conseguenze, non bisogna comunque aver paura di dirle queste cose, perché credo che comunque proprio è una fase in questo momento medievale della cultura italiana dove veramente c'è una recrudescenza di ogni tipo anche di bontà d'animo, anche di valori, l'aspetto valoriale oramai credo che sia cessato. Allora ricordiamoci ragazzi che comunque chi usa questo tipo di comportamento usa violenza ai più deboli e sono esattamente gli stessi meccanismi quando si usa delle violenze sui deboli, sui minori e sulle donne. Quindi con questo chiudiamo questo argomento e mandiamo in onda la gara del Memorial Thomas Casarotto. Un in bocca al lupo e cosa posso dire a quei genitori, vi sono vicino. Siamo giunti quindi al secondo Memorial Thomas Casarotto, un ragazzo che nel 2010 purtroppo perse la vita in una gara ciclistica. Vediamo anche la Marina Romoli, anche lei una ragazza incidentata proprio durante il suo lavoro, perché questo si tratta. A questo punto gli atleti possiamo dire che svolgono il loro lavoro in sella a 2 ruote ed è drammatico dover commentare una gara, sebbene importantissima, per ricordare la figura di Thomas Casarotto, che io personalmente ricordo nel Gran Premio Comunità Montana del Brenta, quando agli albori insomma in qualche maniera si classificò secondo come sui traguardi volanti e quarto nella classifica generale per quanto riguardava la maglia a pois del Gran Premio della Montagna. La famiglia Casarotto ha voluto fortemente che andasse in scena questa gara proprio per ricordare questo ragazzo come tanti altri ragazzi che perdono la vita durante o il loro lavoro, durante le gare o addirittura negli allenamenti, oppure perché soltanto l'imbecillità di alcuni automobilisti non tengono conto che ci sono dei ciclisti che hanno gli stessi diritti di poter andare in strada esattamente come gli automobilisti. È
è una vecchia storia questa, che continuiamo a parlarne anche in altre trasmissioni dove vedono interpreti familiari vittime della strada, perché di questo si tratta, e quando succedono queste disgrazie spesso credo che anche per i genitori, per i parenti, per coloro che sono più vicini a queste persone scomparse, la morte si rinnova ogni volta dove non vi è risposta, ogni volta che ti fai la domanda il perché è successo non trovi né giustizia né risposta. Tante volte i genitori e i parenti tutti si trovano da soli ad affrontare una tragedia che soltanto chi ne è interprete, chi soltanto ha quell'esperienza può capire, e quindi noi siamo vicinissimi a questa famiglia come a tutte le famiglie che sono vittime della strada. Quindi oggi va in scena questo bellissimo memorial, più che altro per ricordare che nelle strade bisogna avere un altro tipo di comportamento, bisognerebbe creare, indipendentemente dalle gare, veramente una opinione di massa, creare quella massa veramente che comincia a fare discussione, perché non è più possibile e non è più tollerabile pensare di vedere dei ragazzi che per praticare il loro sport preferito, ma soprattutto anche coloro che si trovano in strada tante volte incolpevolmente vengono veramente falcidiati da comportamenti veramente delinquenteschi, e quindi tante volte ci perdono la vita, come in questo caso. Il caso di Thomas era una gara ciclistica, anche qua dobbiamo interrogarci sul come, sul perché e soprattutto come poter garantire una sicurezza totale a questi corridori, ma sta di fatto che comunque continuiamo sempre ad annoverare ogni settimana qualche ragazzo che ci lascia la vita oppure rimane invalido per tutta la vita. Quindi oggi vogliamo ricordare Thomas, ma per lui tutti quante le vittime della strada, con questo secondo memorial Thomas Casarotto, che abbiamo visto dalla partenza da Schio, devono percorrere parecchi chilometri, una gara piuttosto intensa, piuttosto dura, dove tanti oramai dopo già soltanto la seconda edizione ha già un palmarès di eccezione. Ricordiamo lo scorso anno con la vittoria di Fabio Aru, ma c'era anche un certo Moreno Argentin, tutti quanti passati professionisti nel giro di un anno, quindi vuol dire che questa è una manifestazione che viene anche baciata dalla sorte, ed evidentemente anche una bellissima partecipazione, una buonissima partecipazione dagli atleti, dalle squadre che più vicine sono, non soltanto al ricordo di Thomas, che questo conta parecchio, ma anche per il messaggio che vuole lanciare. Qua ci sono molte squadre, noi vogliamo citarle tutte: la Generali Videa Ballancoppi, la Siber Team, l'Euro Mobil Fjords Alf, poi abbiamo la Vejus TM Dynamic, poi abbiamo il Ciclismo 2000, Termopiave, Cicli Campagnari, Ciclo Team Friuli, poi abbiamo il Team Panni, Delio Gallina Colosio, poi abbiamo la Gaia Plast, Cardin Bibanese, la Travigeni Dynamo Bottoli con un esponente soltanto che è genovese Nicola, Campi Bisenze DF, poi abbiamo la Fracor Aba Arredamenti, la ciclistica Malmantile e la Moldavia con Rusnak Maxim, quindi ha una certa internazionalità. Benedetta questa gara anche dalla lettera di Alfredo Martini, il quale anche lui si aggrega, anche lui partecipa al dolore dei genitori per la scomparsa del loro figliolo, e soprattutto anche partecipo io, perché non mi starebbe neanche nella testa, perché non c'è assolutamente nessun perché, nessuna risposta che i genitori possano sopravanzare nella vita ai figli, e quindi siamo veramente tanto vicini alla famiglia di Thomas Casarotto con questa redazione, e ben volentieri andiamo a commentare questa gara. La faremo in maniera sobria, come è giusto che sia, perché la gara è importante, un po' come la Bassano Vaillant, dove è una gara che deve ricordare, come in questi giorni bisogna ricordare la tragedia del Vaillant, ma bisogna ricordarla in maniera sobria, accompagnando questi ragazzi, perché in questo momento questi ragazzi sì, stanno facendo una gara, ma io la vedo come una processione in memoria proprio di questo ragazzo scomparso, ma soprattutto in memoria di tutti coloro che hanno perso la vita sulle strade. Dobbiamo creare una massa critica, abbiamo detto, una massa critica importante, forte, che faccia discutere tutti i giorni, non soltanto sullo spread o sulla crisi o sulle finanziarie o di quanto siano lontani i politici dalla gente comune. Cominciare a fare una massa critica, a creare una massa critica tutti i giorni, dove andiamo a denunciare i comportamenti veramente assurdi
che succedono nelle strade. Tanti dicono bisogna mettere omicidio colposo, c'è tanta confusione, bisogna cominciare a mettere il delitto di strada sì, perché questo si tratta. Nelle gare ciclistiche nessuno sa ancora che tra inizio gara e fine gara è un campo che là non può entrare nessuno, e tante volte veramente le scorte tecniche, gli organizzatori fanno i miracoli per poter assicurare perlomeno la regolarità e la sicurezza della carovana, ma non sempre è possibile, perché tante volte si creano delle fughe, come in questo caso, e tante volte gli imbecilli degli automobilisti, e scusatemi se uso questo termine perché proprio di imbecillità si tratta, non hanno neanche il buon senso di attendere qualche minuto, 1, 2 o 3 minuti, che non succederebbe niente, ma si infilano nella carovana e tante volte vanno contromano, ben sapendo che comunque c'è qualcosa di anomalo che sta succedendo nelle strade, che c'è una gara, perché comunque la gara è sempre stata sempre ben organizzate, sono sempre ben organizzate e sono sempre ben segnalate nella maggior parte dei casi. Noi abbiamo girato in Italia, possiamo dire che il Veneto e il Friuli, insomma, le gare le sanno e le sappiamo ancora fare. Bene, questa è la gara di Thomas Casarotto, con questa partenza schio anche viene toccata a Poleo, dove so che lì c'è una basilica, mi pare una chiesa, dove ancora negli anni '80 c'era un certo signor Baron che aveva delle apparizioni, e ancora oggi so che questa è una bella realtà religiosa. Se può incoraggiare, se può far del bene ai genitori, insomma, noi gli siamo vicini e diamo questa informazione. Mentre nell'arrivo Nicola Boen si vince su Andrea Toniatti, Quintero Ardunduaga e Pertica Nathan e Krozek Marcin. Questo è il quintetto, i primi 5 classificati. Oggi abbiamo voluto ricordare la figura di Thomas Casarotto e tutti coloro che hanno perso la vita proprio nelle strade, praticando o lo sport preferito o soltanto per diletto poter praticare la bicicletta. Vorremmo che questo messaggio forte andasse a chi di dovere, ai politici che sono veramente troppo distanti da una cultura delle 2 ruote, che questo possa insegnare anche a loro e avere quella sensibilità di dare più dignità e soprattutto più sicurezza, non soltanto nelle gare che si fanno in strada, ma soprattutto per coloro che amano che hanno questa passione, amano le 2 ruote e quindi in sicurezza poter viaggiare tutti quanti. Ben rientrati in studio. Allora, Zurlo, hai visto Boy, no? Vinceva tra i professionisti, tu adesso stai facendo il salto con gli under. Che sensazioni hai? Beh, sinceramente non vedo l'ora di iniziare con una nuova categoria, però ovviamente ci sono i tempi da aspettare e quindi dovrò stare calmo e preparare al meglio la stagione dell'anno prossimo. Passerò con la Zalf, quindi avrò l'onore di correre con una grande maglia e che ha una storia. Cioè i forti o vanno alla Zalf, vero? O alla Trevigiani? No dai, insomma ci sono anche altre squadre, Sì. perché poi chi ci guarda dice non ti sei No, ricordato. però questa non è mica, è più che una... Sicuramente diciamo che hanno abbastanza egemonia a livello, non solo Triveneto, queste 2 squadre, ma a livello nazionale. Senti, cosa pensi tu di Federico? Oppure che domanda vorresti Io porre? sono curiosa di sapere se farà il ciclocross quest'anno. Perché poi anche io un po'. Il ciclocross quest'anno lo dovrò un po' abbandonare perché la categoria si fa... Pensa, Giacomo Salvatore sta facendo... Lo so, anch'io avrei voglia di iniziare questa stagione di ciclocross, però il tempo non me lo permette e le strade sono... Avete tanta attività durante l'anno. Sì, già un dilettante già il 28-29 febbraio già inizia a correre, quindi quando l'anno ha 12 mesi non posso aggiungerne altri. Ma scusami, io dico forse una cavolata grande, ma io me ne assumo la responsabilità tanto. Ma secondo te 80-90 gare all'anno per questi ragazzi anche non sono un po' esagerate? Ma sì. E soprattutto non si potrebbe cercare di ipotizzare un domani con meno gare e poi diversificare, perché credo che poi alla fine, secondo il mio punto di vista, i dilettanti sì devono vedere la vita in proporzione a un domani, a una carriera, però la maggior parte si sa che non è che passano tutti. Esatto, no, secondo me sono un po' tantine.
Però sono dell'idea che il mercato adesso del settore ciclo, anche perché molte gare sono sponsorizzate o da appassionati oppure da aziende del settore ciclo. Il mercato sta risentendo della crisi, abbiamo già visto parecchie gare che saltano. E secondo me bisognerebbe unire le forze per fare meno gare più di qualità. Brava. E dare anche la possibilità eventualmente di spaziare in altre discipline come può essere la pista, la cronometro ad esempio durante la stagione su strada e il ciclocross d'inverno, perché poi gli altri stati fanno così. Cioè, tu vai all'estero e vedi che comunque, a parte che all'estero hanno tutta una maniera diversa di correre, tra l'altro ho letto recentemente che si ipotizza anche in Italia la possibilità di far spostare le squadre dilettantistiche a livello continental, e questo permetterebbe ai ragazzi già di avere un approccio a livello professionistico, anche perché secondo me molte squadre dilettantistiche, esempio Zalfo, Trevigiani, hanno la struttura per fare le continental, anzi non hanno problemi, insomma. Certo. E questo secondo me sarebbe forse una cosa migliore, perché permette ai ragazzi italiani di confrontarsi a pari livello con i ragazzi. E poi crescere, perché un anno a 20 anni, piano 21 piano. c'è ancora crescita, mi Esatto. pare, no? Perché credo che quando sentono Federico Zurlo, alla fine, voglio dire, se c'è una fuga e tu non la ricuci, rimanete tutti là, insomma. No, beh, quest'anno è stata un po', visto che quasi tutto il gruppo correvano contro di me, però questo mi fa onore, vuol dire che vado ancora forte. Come ancora? Ci vorrebbe, oh. No, comunque adesso chiudiamo l'anno, ho già chiuso l'anno domenica e ho vinto la classifica e sono molto contento. Io ti dico una cosa, tu sai che questa trasmissione, che oramai va in onda da 15 anni, bene o male, pochi lo sapranno, ma ce ne frega niente, ma ti abbiamo visto crescere, noi abbiamo tutte le immagini, abbiamo meno immagini dei potenti, no? Di quelli affermati, ma quelli li lasciamo ad altri, però ti abbiamo visto crescere. Allora tu, quando correvi, penso che avevi qualche modello, no? Tu sei diventato un bravo ragazzo, che sei un bravo, nel senso, non te sia un pirla, perché oggi bravo vorrebbe dire pirla. E a me questo dà un fastidio enorme, Ilenia. È furbo, è sveglio che non lo so, va in bicicletta, è un fenomeno. Voglio dire, quando tu correvi ti ispiravi a qualcuno, sei in grado di poter essere anche un modello per i ragazzini? Io ti vedrei nelle scuole elementari andare, guarda, ti porterei io. Non come professore però. No, ma per l'esperienza di vita. Cosa no, c'entra? beh, è ancora presto, c'è ancora tutta una grande strada ancora lunga da percorrere e spero di percorrerla. Per adesso abbiamo ancora dimostrato poco, almeno io ho dimostrato ancora poco, dovrò dimostrare ancora tanto e il prossimo anno già sarà un grande passo che dovrò partire da zero e dimostrare ancora che i valori ci sono e che devo farli sbocciare, però ovviamente ci vuole il tempo, ci vuole impegno, sacrificio e una serie di cose che ti fanno crescere e poi la sfortuna è sempre dietro l'angolo, quindi ci vuole anche tanta fortuna e sperare che vada tutto nei migliori Poi modi. parleremo dopo questa gara delle varie privazioni che questi ragazzi, bene o male, ahimè, devono mettere sul piatto. Andiamo avanti con Borgo Panica, questo bellissimo 54esimo trofeo, quindi secondo trofeo Selle SMP, una gara ben organizzata dagli amici del Veloce Club Città di Marostica. E dopo gli Under 23 Elite ci trasferiamo a Marostica per la gara che è proprio andata in onda domenica scorsa, 54esima Coppa Borgo Panica, secondo trofeo Selle SMP, è andato in onda proprio in un specie di declivo, insomma una parte alta del comune di Marostica, dove c'è anche la festa di Borgo Panica e quindi gemellano in qualche maniera una gara ciclistica. Chiaramente tutti gli occhi sono su Federico Zurlo, il quale molto probabilmente verrà premiato al Gran Galà del ciclismo, in qualche maniera insomma è l'interprete quest'anno del ciclismo juniores insieme ad altri suoi colleghi, mi viene in mente Donato, mi vengono in mente Velasco, insomma ce ne sono tante belle speranze, c'era anche De Candido, il quale insomma dice che il movimento giovanile del ciclismo è veramente
pimpante ed è una realtà che potremo trasferire nel giro di pochi anni ai vertici del professionismo. Noi ce lo auguriamo e quindi queste gare dedicate tra gli allievi e gli juniores proprio a questo servono, non ci fossero, insomma sarebbero guai. Ringraziamo anche Radio Corsa chiaramente per le immagini che noi abbiamo consegnato per poter documentare una gara che comunque in qualche maniera chiude il calendario estivo e consegnerà, speriamo con grandi successi e con grande successo, un calendario del Trofeo Triveneto di ciclocross che noi documenteremo ogni giovedì puntualmente, sempre su questa emittente, e quindi insomma cercheremo di far gravitare le due ruote a 360 gradi e a 365 giorni tutto l'anno, sperando che ci siano veramente le adesioni di tutti un po' i corridori e che i direttori sportivi insomma in qualche maniera collaborassero e mandassero veramente a correre tutto l'anno, perché il ciclocross è una palestra all'aperto che fa bene non soltanto ai muscoli ma anche ai polmoni. Qua sono molte le società, la Country Autozai, la Pressix P3 Mito, poi abbiamo il Veloce Club Bianchin, il Villa Dose, la Rotogal, poi abbiamo la Postumia 73 Dino Oliviero, proprio con Zurlo Federico, il DS un certo Citton, il quale era il quartetto delle meraviglie ad Atlanta, insieme ad altri suoi colleghi, Giorgione Aliseo, Veloce Club Schio, Montecorona, poi abbiamo il Calderara, la Assali Steffen e l'Andreotti Auto, poi abbiamo la Valle di Non, il team Aurea Zanica, poi abbiamo la Rinascita Sacilese, World Service Brenta e il team Airone, quindi una bella gara. Oggi qui vediamo che il gruppo lascia fare ai fuggitivi, sono circa 6-7 ragazzi che si staccano dal gruppo, però non c'è nessuno che va a rintuzzare questa fuga, anche perché nelle retrovie nel gruppo ci sono tutte le maglie interessate allo challenge dello scalatore d'oro, quindi non collaborano. Ecco qua un interrogativo che mi piacerebbe porre anche a tutti gli organizzatori, che in qualche maniera forse se non apparteneva a questo trofeo, questo challenge, avremmo visto un'altra gara e in questa maniera avremmo visto forse uno Zurlo partecipare un po' di più alle fasi vive della gara, ma queste sono tutte cose che si possono mettere in cantiere il prossimo anno. Noi crediamo che qualche modifica a questo challenge bisognerebbe farla, perché in qualche maniera vediamo adesso questi 6 fuggitivi che cominciano ad avere 1 minuto e 20 di vantaggio rispetto al gruppo inseguitore, dove poi dopo l'Humus, il Vero, diciamo così, l'Olimpo, i grandi interpreti di queste gare sono dietro, che non fanno nulla per tirare, per accorciare il gap che si è venuto a creare con questi 6 ragazzi che sono al comando. Sono Velasco, sono Pesavento, Rota, quindi Ronzani, Bottura e quindi Chini, quindi abbiamo il Montecorona, la Valle di Non, il Veloce Greschio davanti, con Ronzan abbiamo anche il Postumia 73 Dino Oliviero, compagno di squadra proprio quello Federico Zurlo, che insomma in qualche maniera oggi fa poco più di un allenamento in questa gara, dove oramai, visto il distacco abbastanza importante, vedremo una volata a 6-7 unità e non di più. Il gruppo lo vediamo sempre intorno al minuto e 20 di svantaggio in questo bellissimo circuito, per la verità, che circumnavigava tutta la parte sia a sud che a nord di Marostica, ma soprattutto con belle salite, queste piccole asperità che dopo 10 giri insomma la contano lunga. Oltre 100 i chilometri per questi atleti. Intanto vediamo sempre Federico Zurlo nelle retrovie, che sta davanti per non correre rischi, ma soprattutto non fa neanche nulla per andare a riprendere il gruppo fuggitivo, perché non ne ha alcun interesse né lui e né tantomeno Bravin, che in qualche maniera è colui che sarà deputato alla vittoria finale del velocista d'oro. Ma andiamo ancora con le immagini nel gruppo intenso, nel gruppo grosso della gara di questo 54esima Coppa Borgo Panica, secondo trofeo Selle SMP, e qui vediamo i 7 componenti di questa bella fuga, di questa caccia, chiamiamola così, 7 unità che a questo punto continuano ad avere sul minuto e 20, 1 minuto e 25 di vantaggio rispetto al gruppo inseguitore. Bella la gara, ben organizzata, tantissime motostaffette per la verità abbiamo visto, quindi bisogna anche dirle tutte. Quando noi vediamo delle gare dove ci sono molte motostaffette, vuol dire che già là gli organizzatori hanno una sensibilità particolare
perché le gare possano essere veramente messe in sicurezza. Per la carità, può succedere sempre un incidente, noi ci auguriamo di no, ma certo è che quando ci sono 10, 11, 12 moto, delle motostaffette in più la collaborazione della polizia locale, allora le cose sono già ben diverse, quindi c'è una tranquillità in più. Questo è l'ultimo giro, la salita di Pianezze, una salita molto lunga e anche parecchio tecnica la discesa che ne seguirà dopo queste immagini. Poi si sceglierà per Molvena e quindi si ritorna a Marostica. Siccome il nostro operatore oltretutto abita in quei posti e quindi le conosce meglio di tutti, quindi è una bella gara questa, ma soprattutto il percorso in ultimo comincia a essere un percorso importante, un percorso affascinante, dove chiaramente metterà a dura prova non soltanto il gruppetto di caccia di questi 7 fuggitivi, e l'ultima sorpresa potrebbe essere qua, vedere se il gruppo che insegue possa in qualche maniera raccimolare qualche secondo, ma noi vediamo che anche, con tutto il rispetto di questa salita, è una salita che sì, sui 700-800 metri qua adesso si fa un po' più dura, ma è abbastanza pedalabile e certo non è un problema per questi 7 ragazzi che insomma vanno oltretutto anche d'accordo. Si danno quasi cambi regolari e quindi oramai hanno pianificato il fatto che arriveranno loro. Qua vediamo lo scollinamento e vediamo già anche tanta gente che è assiepata in questo Gran Premio della Montagna, ma la sorpresa la vedremo tra poco, perché io stesso insomma sono rimasto sinceramente colpito di quanta gente c'era all'arrivo. Ecco, Borgo Panica ha veramente fatto il botto, c'erano circa 2000 persone in questo momento, poi tra poco lo vedremo dalle immagini con le nostre doppie telecamere, per andare a far vedere quello che è ancora il ciclismo che conta. E, insomma, anche Radio Corsa testimonierà queste immagini, nel senso che le testimonierà in quanto il ciclismo affascina. Noi continuiamo a dire, questa è una gara juniores, noi andiamo a vedere anche nel calcio, no? Nel calcio succede che vai a vedere delle partite anche di prima, di categoria, anche semiprofessionisti, con 200-300 spettatori, non di più. Qua ogni volta guardate la folla di gente per una gara juniores, ragazzi che sono tra i 17 e i 18 anni. Dicevamo, bisogna fare una massa critica, sia per quanto concerne lo sport del ciclismo, veramente l'unico sport popolare, e un po' più di educazione nei riguardi di questo sport, perché se soltanto un morto nel calcio fa un clamore spaventoso, invece nel ciclismo un morto, insomma, non gliene frega quasi niente a nessuno, si piange, la notizia non viene nemmeno data nei telegiornali. Questo è uno scandalo veramente al quale noi chiediamo e preghiamo Renato Di Rocco di porre fine al più presto, dare credibilità, dare rispetto al ciclismo, perché non se ne può veramente più. Prima abbiamo visto il memorial Thomas Casarotto, come questo povero ragazzo che ha perso la vita, insomma, lo sanno soltanto gli addetti ai lavori. Questo dobbiamo smettere, dobbiamo creare veramente una rete e dire basta, i morti nel ciclismo non devono più esserci, ma non da subito, da immediatamente. Quindi torniamo a questa gara del 54esima Coppa Borgo Panica, che a me ha stupito veramente tanto. Questa è una gara che veramente ha un particolare, che veramente il percorso intanto meraviglioso, perché non è in una situazione amena, diciamo così, estranea anche a quello che possono essere le bellezze del territorio. Qua andiamo nelle colline tra Marostica e Molvena, che credetemi nulla hanno da invidiare alla Toscana. Ci sono veramente dei siti, dei momenti in cui veramente sembra di essere in Toscana, e non vedo perché noi dobbiamo veramente cercare di potenziare quello che è il turismo, anche attraverso, e grazie soprattutto attraverso le immagini che soltanto il ciclismo riesce a dimostrare. Vediamo ancora un tentativo di accorciare di rientrare nei ragazzi di testa, mentre tra i ragazzi di testa c'è questo tentativo di fuga, e si tratta di Massimo Greselin del Villadose e Angelo Gomme, il quale cerca di sorprendere il gruppetto dei 6-7 fuggitivi, perché sa che forse nelle gambe non ha proprio la miccia giusta per poter sparare in volata, ma viene quasi subito riassorbita dal sestetto, che qua vediamo e vanta anche nomi importanti. Uno su tutto è Simone Velasco, che ha già
vinto mi pare 5 gare consecutivamente, questa non vorrei che fosse proprio la sesta, anche perché ha una bella pedalata, ma abbiamo anche Rota Lorenzo, Chini Filippo, Ronzani Siro, poi abbiamo Bottura, Pesavento Manuel, quindi molto probabilmente assisteremo ad una volata a 7 e quindi insomma chi se l'aspettava che gli interpreti principali insomma perdessero così il treno e soprattutto facessero andare via questa fuga. Comunque nulla è stato veramente violato da questa bellezza di questa gara, vediamo questa asperità ancora lunga, ma ormai il gruppo è veramente lontanissimo, si è raggiunto 1 minuto e 30 di svantaggio, se la prendono comoda, riescono a stare abbastanza corti perché sennò la gara diventerebbe anche ingestibile da parte dei direttori di corsa e quindi Cisotto in primis che è lì davanti a sbracciarsi. Un'altra fuga di questo corridore, certo, c'è un tentativo di fuga del numero 96 col dorsale 96 e questo si tratta nel corridore della Calderara, quindi un solo esponente per questa società è Felletti Andrea, anche per lui penso che sia la stessa tecnica, si arriva davanti con un gruppetto, insomma avrebbe vita sicuramente dura, è pochissimo ormai pochissimi chilometri all'arrivo, quindi Felletti Andrea del team del Calderara, anche lui tenta una caccia perché anche per lui vige la stessa identica situazione di Greselin, in volata evidentemente ci azzeccano poco e quindi cercano di sorprendere il sestetto in fuga. E qua vediamo una bella immagine, il gruppone che rientra e loro che girano a destra per porsi nell'ultima salita. A questo punto mancano soltanto poco più di 6 chilometri al traguardo finale, bella la pedalata, ma ci pare che comunque di dietro ci sia una risposta immediata e quindi certamente non lo lasceranno andare oppure dargli vita facile. Vediamo intanto le belle pedalate, questo qua è il secondo che si abbrivia insomma in qualche maniera per andare a rintuzzare l'attacco dell'altro atleta, si tratta di Filippo Chini, il quale non ci sta, sale sui pedali e imprime una bella pedalata alla sua bicicletta e accorcia così la distanza tra lui e l'atleta del Calderara, che abbiamo detto si tratta di Andrea Felletti. Quindi un duo di coppia, ma man mano si stringono tutti e quindi questa è un po' l'ultima salita di giornata, non è proprio quella più intensa, quella più forte, dove là fatalmente qualcuno potrà anche rimetterci qualche metro, ma crediamo che questo è il gruppetto che dovrà arrivare a conclusione di gara e quindi tra questo lotto di 7 atleti ci sarà il vittorioso della 54esima Coppa Borgo Panica. Quando in pianura l'abbiamo visto, oramai si è riassorbita la fuga di questi 2 atleti, bravi comunque, si sono fatti vedere dalle telecamere e quindi si riaggregano, non perdono certo fiducia, insomma, e si ricompatta, diciamo, il gruppetto storico che da ormai inizio gara sono lì davanti che tirano come dei forsennati e questi sì. Alla fine si sono fatti al mazzo, questi sono andati veramente a tutta e complimenti a questi ragazzi. Questa è l'ultima salita di giornata, ed è l'ultima salita con delle pendenze piuttosto importanti. Se il gruppo era intorno ai 25-20 secondi, siccome mi pare che sia una salita che dura circa 700-800 metri, non di più, ecco che allora avrebbe avuto speranza per riaccodarsi, ma abbiamo visto 2 gare separate, una gara per quanto riguarda il premio della giornata, il trofeo Coppa Borgo Panica, e l'altro gruppo che invece ha la testa all'altro challenge e quindi insomma abbiamo visto 2 gare in una, vabbè insomma sarà che abbiamo pagato un biglietto e abbiamo gustato 2 volte, mettiamola così. Insomma, qua vediamo sempre lo scollinamento di questi 6 ragazzi, si tratta di Velasco, di Pesavento, Rota, Ronzani, Bottura, Chini, vediamo cosa andrà a finire, come andrà a finire, ma noi pensiamo che a questo punto sia veramente soltanto una questione di poco, ma ci sarà una volata di tutto il gruppetto compatto. Io credo che anche i 2 ritardatari si accoderanno. Ultima
questo è il centro di Pianezze, si scollina qua l'ultimo Gran Premio di montagna di giornata a classifica e quindi si viene giù con questa bella discesa dove sicuramente i due ritardatari recupereranno il gap che si è formato tra questi 4 e gli altri 2. Andremo a vedere come si ricompatteranno e vedremo poi dopo le fasi finali di questo trofeo, veramente molto bello, devo dire la verità, trofeo SLSMP, ricordiamo Castelserugo, Maurizio Schiavon è un grande appassionato di ciclismo e soprattutto è attento a quello che è veramente il movimento giovanile e lo si sta vedendo in questi anni. Noi gli auguriamo veramente a questi microfoni grandi successi perché è un personaggio prezioso per tutto il movimento ciclistico, specie del territorio veneto e triveneto. Lo vedremo anche partecipe al trofeo Triveneto di ciclocross, mentre mai non si è mai disdegnato di poter dare una mano agli organizzatori delle corse tra virgolette dette minori. Qua vediamo al contrario l'arrivo rispetto all'andamento di marcia dei 10 giri fin qui visti e fin qui effettuati, invece l'arrivo è posto in pratica al contrario rispetto ai giri di prima, e qua vediamo che questo gruppetto di 4 uomini, e si tratta di Rota, Pesavento, Bottura e Velasco, vediamo davanti Velasco sicuramente con la seconda telecamera vedremo che prende un bel margine di vantaggio e vince il corridore della World Service Brenta su Rota Lorenzo, Pesavento Manuel, poi segue Bottura Alessio, Ronzani, Sirio, poi Chini Filippo che l'abbiamo visto in leggera difficoltà nell'ultima asperità, quindi però ha fatto una bella prova anche lui, ha dato molto spettacolo. Poi abbiamo in settima posizione Rosa Francesco, Feletti Andrea, Beghetto Daniele, nipote di quel Beghetto e Bianchetto degli anni 60 a Roma, vincitori della medaglia d'oro nel tandem, quindi Daniele Beghetto al 9° posto e Gianluca Vecchio chiude al 10°. Ben rientrati in studio amici di Scratch, appassionati di ciclismo ma soprattutto appassionati di juniores. Ilenia, World Service Brenta, insomma, ti dico una cosa, sono contento quando vincono tutti, ma poi dopo per me quando uno si mette a fare del ciclismo, e parlo proprio di Massimo Levorato, no? Che ha fatto una presentazione, l'abbiamo già parlato ma voglio ritornare perché c'è una simbologia che lega le grandi sfere del ciclismo, no? I grandi interpreti invidiosi. Allora ho sentito delle cose inaudite in quella presentazione dove c'era intanto il Gotha, c'era tanta gente, un palasport gremito e io continuavo a sussurrare tra me e il medico: ma perché la gente deve parlare male? Perché la gente è invidiosa? Perché se l'avessimo esportato nel volley i ciclisti direbbero: ah, là sì che sanno fare le cose. Quando uno sa presentare, sa portare passione, sa portare grandi interpreti, viene criticato. Insomma, Massimo, tra me e te non c'è nulla, tu fai la tua vita, io faccio, non ci sono compromissioni, non compri questa trasmissione né in vendita, però devo dirti bravo, nel senso ce ne fossero. Madonna, ce ne fossero, sì. Ce ne fossero. No, ma il problema in Italia è sempre Ma come lui, quello. come tanti altri, non dico di no. Sì, ma infatti, ma come ad esempio la famiglia, la Zalf, no? Comunque la famiglia Rui, eccetera, il Remo Mosole di turno. C'è tanta gente che li critica, però alla fine se non ci fossero loro, quanti dilettanti sarebbero a piedi? Quanti dilettanti non sarebbero passati professionisti? Andiamo a vederle queste cose qua, perché sì. poi alla fine... secondo me in Italia c'è proprio questa mentalità di invidia, sempre di criticare tutto, sì. e molto spesso secondo me si critica perché si è invidiosi, solo no? Per questo, sì. E invece secondo me bisogna essere, io sono quella di unire le forze, però so che sarà impossibile perché è un mondo noi ci che... crediamo, no, io però ci credo tantissimo. È un'utopia di quella di unire le forze, ma secondo me, come ripeto, il mercato porterà ad unire le forze. Assolutamente, se no certo imploderà. Velasco, una bella vittoria, World Service, mi pare quinta stagionale. Di Velasco è la terza successiva e questa cosa la rimarco ancora, è un crossista, cioè è un biker per il primo anno nella strada. Aveva vinto anche quest'anno il Trofeo Triveneto di ciclocross, quindi è l'ennesimo esempio di quello che continuo a dire da mesi,
che il ciclocross fa male solo a chi non lo pratica. E quindi questa missiva qua gliela mandiamo un po' a Federico. Federico, No, qualche Federico gara l'ha la fatto fino farai. adesso, però, Sì, lo so, però qualche gara la farai. Per lo scorso anno anche non è che hai fatto molto. No, l'anno scorso l'ho limitato un po' perché avevo altri obiettivi in testa. Poi il mondiale non era proprio nelle mie caratteristiche, quindi non potevo Certo. consumarmi su una cosa che non potevo arrivarci. Quindi... Perché c'è una differenza Italia e il resto del mondo. Poi anche Coxside l'anno scorso si sono praticati lì i campionati del mondo, è una cosa a dir poco In italiano. a dir Sabbia, poco così non c'è. Incredibile. paurosa, quindi però ci ho provato nella Coppa del Mondo, ho visto che la sabbia non fa per me, la corsa a piedi non fa per me, quindi ho scelto di correre in bici, no a piedi Quindi- e quindi niente, non... Però qualche apparizione, Ilenia, non potrebbe essere propedeutica anche per E coloro... lanciamo a Rui e Camillo. No, io spero, no, io me lo auguro, nel senso, me lo auguro per il movimento. Farebbe bene, Perché come... gli allievi, gli esordienti che partecipano, insomma, Azzurro è il più vicino come modello. No? Adesso sicuramente guardano i ragazzi che conoscono meglio, che sono quelli magari che provengono dai junior e passano under. Poi, sai, vedi un ragazzo con la maglia della Zalf che fa ciclocross, mi viene in mente ai tempi d'oro di Certo. Pontoni, insomma, cioè comunque è una società che ha fatto ciclocross. Certo, Ovvio certo. che non è che si chiede a Federico di fare tutte le gare possibili e immaginabili. Sicuramente, secondo me, farebbe bene per il movimento qualche garetta. Dobbiamo chiederlo noi attraverso questi canali o lo chiederai tu a Rui? Dai, Proverai facciamo a un po' tutte e chiederlo. due, così No, mi sa andrò che- dai giri, li metterò in ginocchio, insomma, perché almeno gli tiriamo sulla giornata, la serata a Giacomo Salvador, che ne ha tanto di bisogno. Dai, Sto speriamo povero di ragazzo. qualche corsa di partecipare per divertirmi anche, non solo Assolutamente sempre per per vincere o quello. per divertirmi. Sì, Bene. casomai... Allora, adesso ci stiamo rientrando sul trofeo Triveneto. Tu sei stata a Vo, che percorso hai trovato? Oppure... Allora, il percorso di Vo è un po' modificato rispetto all'anno scorso, si è cercata la spettacolarità, quindi sarà un percorso, invito tutto il pubblico, sarà un percorso visibile in tutto il suo itere, quindi il pezzo praticamente quello dello scorso anno che si andava dietro Certo. dell'azienda non ci sarà più, viene mantenuta quella contropendenza, quella discesa tecnica e quel tratto in contropendenza da fare a piedi, poi per il resto saranno messi 2 o 3 tavole, però c'è un nuovo tratto che Pacagnella ha denominato subito tratto dell'inferno, perché era arato venerdì e non si andava avanti, cioè proprio terra arata in salita, non si andava avanti venerdì che era asciutto, no? Si immaginare se piove cosa diventa. Bello. Bello. Sì. Allora, noi adesso mandiamo in onda il minutino di Sport City, sperando di vederlo nei circuiti del ciclocross anche lui, Francesco Bolgan, perché sa fare delle foto belle e poi dopo le racchiude in questo opuscolo, che credo che tutti quanti ne sono affascinati, almeno io per primo con il Gran Premio Comunità Montana ho voluto esserci, perché è anche bello vedere una rivista dove parlano di te. È vero, no? Anche voi vi guardate. sì, infatti è stata una novità molto bella, ho visto delle belle foto E poi soprattutto uno se le guarda, Sì. Ilenia, quando si aspetta in ufficio, specie dove sono gli appassionati di ciclismo, vedi queste riviste, a me piace moltissimo, per cui spero che possano Ma la piacere. fotografia è arte. È arte, lui sa farla e quindi noi diciamo sempre grazie alla famiglia Bolgan e poi dopo, siccome io sono un tenerone e quando vedo che i figli lavorano con i genitori, insomma, mi commuovo e la cosa mi piace molto, anche se il figlio è milanista, ma comunque non tutto Non si può volere tutto non si nella può vita. volere tutto alla vita. Quindi Sport City, foto Bolgan. Make a better place
rientrati in studio. Allora, Ilenia, ti sei organizzata un po', cioè questo trofeo Triveneto, mediaticamente come lo vuoi? Voglio che sia la rivalsa del ciclocross. Ecco, inviterai qualcuno? Certamente, adesso noi diamo la possibilità, adesso già da domenica, dalla prima gara di Vo, comincerò un po' a sondare il terreno, e chi vorrà può magari partire anche da Padova, se qualcuno vuole venire su con me in macchina, do la disponibilità, sarà qui nostro ospite. Poi noi commentiamo e dopo gli altri guardano il giovedì. Ecco, a te non ti mancherà un po' la famiglia del ciclocross? Perché guarda, la cosa che a me è piaciuta più di questo carrozzone, devo dire, è il fatto di darsi appuntamento da una domenica all'altra. So che è anche una rottura di balle tante volte, per lavorare il 30 di dicembre. Ancora questa storia? E vabbè, un po' ce l'ho qua il 23 di dicembre, insomma. Però alla fine sono contento anche di farlo. Lo so. È diverso dalla strada. Sì, è tutto diverso confronto alla strada. La strada è un po' più tattiche. Non ci si guarda in faccia. Appunto, no, quell'altro no, quello no. Invece il ciclocross si mangia, si beve dopo È una la scampagnata. corsa, quindi è anche più bello, più socievole, più divertente. Vedi Ilenia, è questo che bisogna esportare anche nelle scuole. Io credo che sia questo il messaggio. Adesso non voglio fare retorica, perché a me la retorica mi dà un fastidio esagerato, e quando sento quelli che usano la retorica mi cascano i bracci, però purtroppo la retorica ogni tanto è necessaria, specie in questo momento. Il ciclocross è un momento in cui anche le famiglie che non conoscono diciamo così, il carrozzone, però possono trovarsi tranquillamente in dei siti che sono meravigliosi. Vo mi pare che sia un sito rurale, ma poi ci si trasferirà a Calinferno, che è una cosa straordinaria. Ma guarda, sono reduce dalle prime 2 gare internazionali in Svizzera, e quest'anno il circuito svizzero ha inserito una cosa molto interessante, a mio avviso. Per loro non è una categoria, perché sono bambini, secondo me il più piccolo aveva 3 anni e il più grande forse avrà avuto 10. In parallelo alla loro garetta promozionale viene fatto su un percorso lì vicino alla gara anche una gincana, dove trovi bambini con la bicicletta da passeggio, bambini con la bicicletta con Hello Kitty sopra, certo. Però intanto sono là e sono lì con Sven Nys e coi campioni. Io veramente sono rimasta, perché vedere così tanti bambini che passavano con disinvoltura dalla gincana in mezzo al fango, perché al now è un messaggio questo bellissimo, ed è stato un messaggio che, guarda, e mi spiace, io adesso parlo di Remo Mosole, mi spiace che Remo Mosole almeno una gara del ciclocross non la faccia, ma di volontà sua, perché lui quando ha fatto il mondiale ha detto: io voglio i bambini la mattina che si cimentino con i grandi fenomeni. È stato geniale, qualcosa che nessuno mai aveva fatto. In Italia nessuno aveva mai fatto. Ma bisogna continuare. Lui è un sito splendido, straordinario, e non ha certo freddo sotto i piedi. Se vuol fare un grande trofeo lo fa tutto lui, ma può anche metterci del suo e fare anche una tappa. Sicuramente le Bandie è un posto unico. Cioè, io ho fatto anche la gara di triathlon lì, è una cosa che si presta, quindi spero veramente che Remo ritorni nel mondo del ciclocross, anche perché comunque il mondo del ciclocross ha bisogno di personaggi così. Sì. Però da un altro punto di vista mi metto anche dalla parte di Remo. Remo in questi anni ha avuto tantissime critiche e ritorniamo sempre al solito discorso di prima, che in Italia quando si fa qualcosa c'è sempre qualcun altro ma non che si critica. può penalizzare un mondo che ti vuole bene per 3-4 stronzi, scusami, voglio dire, quello alla fine, sicuro, perché se no allora io avrei dovuto mollare chissà quanti anni fa. Io ti dico, Nicola, io sfido chiunque, chi è cresciuto con il ciclocross, io ormai sono già 7-8 anni che faccio ciclocross, penso che non ce ne sia uno che parla male di Remo, perché comunque Remo ha fatto tante cose. Vorrei vedere la storia. Tu poi il Lago Le Bandie ci hai anche partecipato. Ho partecipato, e devo dire peccato, perché il movimento del ciclocross in Italia non è così straripante. Però tu prima mi dicevi che i fisici che ci sono all'estero sono alti 2 metri e pesano 60 kg, sono evocati per quel tipo di... Quindi ci va anche forse una preparazione diversa. Ma secondo me bisogna creare. La base. Se tu la base non la crei alla fine, perché c'è ancora questa mentalità che fa male, che portano i bambini in palestra, dopo magari ti trovi dei bambini grassi così, che gli fanno fare allenamenti, che magari sono esordienti, poverini, certo. Gli fanno fare ore in più perché sono grassi, ma metterli sopra una bicicletta Infatti. E lascia ma che si temprino anche. Io te l'ho ripetuto anche la settimana scorsa, in 7 anni che faccio ciclocross, mi sono ammalata una volta di nuovo. Io prendo un grande raffreddore all'inizio dell'anno, poi basta. E tu invece hai pensato, è meglio fare, però voglio dire, ci sono tanti disoccupati anche nel ciclismo. Sì, che potrebbero almeno
provarci. Sì, provarci con il ciclocross, però se non lo provi da piccolo, che non hai quello. provato la passione da piccolo, da grande fatica, che è più E poi facile. anche la tecnica comunque non è una tecnica a 30 anni non la prendi. Non la prendi più. Federico, torniamo e siamo in conclusione. Volevo farti questa domanda, perché adesso tu hai 18 anni, insomma, junior 17, 18, 19 anni, poi sono passi. Cosa hai sacrificato del divertimento? O perlomeno cosa ti è pesato di più per fare il ciclista, per fare il professionista? Perché parliamoci chiaro, che ormai ai tuoi livelli non è che sia più un gioco. Insomma, il ciclista è un sport dove che il sacrificio va prima di tutto, se non fai sacrificio non vai da nessuna parte. Quindi la sera non si possono far cazzate. Alla sera no, però ovviamente se tu credi in uno sport e ti piace fare la passione che ti viene dentro, i sacrifici li fai senza accorgertene. Io quando avevo 6 anni corso in bicicletta, quindi penso che i sacrifici per adesso devo ancora farli. Si dovranno fare quando che veramente avrai dei momenti difficili, perché fino ad ora non li ho avuti e finché va tutto bene tutti si sono vicini e tutto va bene, però nei momenti difficili là bisogna avere sacrificio e impegno per andare avanti. Sai cosa pensi di questo ragazzo, Ilenia? Che lui ha detto una cosa, secondo me bella, ma forse non sa neanche cosa ha detto, che i sacrifici dovranno venire. Io invece credo che i sacrifici che doveva fare li ha fatti a 6 anni fino ad arrivare adesso. Ma Le regole, se uno ama, ha già fatto la base. se uno ama questo sport, sono cose che non pesano agli altri. Tante volte abbiamo scherzato la settimana scorsa sul 30 di dicembre, eccetera. Per uno che ama questo sport non è un sacrificio, anzi è una gioia. Ti ho detto, io è tutta l'estate che non corro, non vedo l'ora di correre adesso. Per me era il primo anno che ho fatto questa scelta di non correre durante l'estate, quindi ho fatto veramente pochissime gare per fare il ciclocross. Quanta passione hanno e ci costringono a prendere tanto freddo, tanto. Però è una scuola di vita, Nicola, ricordati che quando smetteranno di correre, perché poi alla fine su 30 ne passano professionisti 5. Certo. Quelli che invece non hanno la fortuna o la bravura di passare, perché poi io sono dell'idea che non è una questione di fortuna, molto spesso, anzi è una questione di fortuna, perché conosco persone che meritavano di passare professionisti anni fa e adesso fanno gli operai, quindi boh. Però comunque resta il fatto che tu poi impari, sai già quando vai a lavorare, hai una marcia in più rispetto agli altri. Te lo dico per esperienza. Sai esattamente il sacrificio. Beh, Federico, io ti ringrazio per essere stato con noi. Voi. E quando vuoi tu basta che chiami, voglio fare televisione, vieni perché tu buchi lo schermo, oltre che bucare gli arrivi. Ringrazio anche te, Ilenia. Allora, manca oramai veramente pochi giorni, 3 giorni, e siamo a Vo Euganeo, l'appuntamento con la prima tappa del trofeo Triveneto di ciclocross, e quindi settimana prossima a Bumbazza, qua con un tavolino nuovo tutto per te. Che bello. Ok? A settimana prossima. I'm the Invisible Man.